Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Mentre a Palmanova continuano le operazioni di raccolta di materiale sanitario, la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia è pronta a partire per creare in Slovacchia un campo di smistamento per l'aiuto alla popolazione in fuga dalla guerra in Ucraina. Oggi il sopralluogo tecnico, come spiega il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi. Le tappe sono due, la consegna di tutte le attività legate agli aspetti sanitari, quindi farmaci, dispositivi medici che sono organizzati in uno dei due hub nazionali a Palmanova. Questo vedremo adesso quale sarà la destinazione precisa e quando partiranno. L'altro aspetto è la realizzazione di questo centro di smistamento in Slovacchia. E anche qui aspettiamo di avere la giornata per la partenza. I nostri sono già partiti ieri pomeriggio per andare a fare un sopralluogo. Quando avremo un ritorno di queste informazioni partiremo con queste due missioni che andranno in due luoghi differenti. Quindi un punto di smistamento organizzato per poter distribuire il flusso delle persone che arriveranno dalla Ucraina. Quante saranno le persone impegnate dal Friuli Venezia Giulia in attesa del giorno della partenza? Adesso vediamo, perché l'aspetto del farmaci si risolve anche con gli aspetti sanitari, quindi vedremo quali saranno il numero delle persone impegnate. Per quanto riguarda il blocco dei volontari, probabilmente saranno 20-30 persone che partiranno e si uniranno anche i tecnici del Dipartimento Nazionale. Nonostante le incognite sulle modalità di accoglienza, il comune di Pradamano ha già individuato circa 80 posti letto da mettere a disposizione dei profughi ucraini in fuga dalla guerra. 8 le persone arrivate nell'ultima settimana. Pradamano è pronta a fare la sua parte, a dare il suo contributo per l'accoglienza dei popoli ucraini in fuga. Un'ottantina i posti letto individuati al momento tra le strutture alberghiere e le abitazioni private del territorio. L'obiettivo è comunque raggiungere le 100 disponibilità. Attualmente risultano già arrivati nel comune di Pradamano circa 8 ucraini e sono in arrivo sicuramente altre persone dalle informazioni anche che abbiamo a nostra disposizione. La disponibilità è piena e totale e si sta dimostrando una discreta gara di solidarietà a favore di queste persone. Ci sono diverse famiglie che si stanno organizzando autonomamente e alle quali daremo l'assistenza che possiamo dare come comunità anche con la collaborazione delle associazioni del territorio. Molte però sono le incognite presenti sul meccanismo dei rimborsi e sulle modalità che saranno utilizzate per l'ospitalità degli ucraini. Ci sono alcuni passaggi da definire in maniera molto chiara e quanto più rapidamente possibile, sia dal punto di vista sanitario, partendo dal tampone d'ingresso all'assistenza futura, sia gli eventuali rimborsi per chi ospita, ma anche le questioni di carattere tecnico-organizzativo della vita quotidiana, oltre che il tempo di durata di soggiorno, di permanenza presso queste abitazioni. Capiamo comunque che in questo momento sono domande che hanno una risposta molto difficile e che è da costruire nei giorni e nei prossime ore, speriamo, per poter dare chiarezza a tutti i nostri concittadini che vogliono offrire la propria solidarietà. Si chiama Pordenone Pulita e Inclusiva il progetto sottoscritto da Comune, ASFO e Cooperativa Friuli Venezia Giulia Servizi, che prevede l'impiego di persone con disabilità in iniziative di GEA a favore dell'ambiente. Azienda sanitaria Comune di Pordenone e Cooperativa FVG Servizi hanno stipulato un accordo che prevede l'inserimento di persone con disabilità nel progetto Pordenone Pulita e Inclusiva. L'obiettivo è quello di creare delle piccole squadre di ragazzi che nel territorio, precisamente nei quartieri e centro città, avranno la cura e l'onere di tenerla pulita raccogliendo i piccoli rifiuti abbandonati sulla città. Le persone saranno impiegate da GEA, la società pubblica che si occupa della raccolta dei rifiuti. Prende corpo un progetto, direi, bellissimo, che dovrebbe non solo portare un contributo fattivo alla città, nel senso di renderla più pulita,
ma credo che sia importante come esempio, come cambio culturale, di capire che tutti noi possiamo fare qualcosa secondo le nostre possibilità. Un'iniziativa di rilievo sotto diversi aspetti. C'è una utilità sociale, ma c'è anche una valorizzazione di soggetti che devono essere progressivamente inseriti nel mondo del lavoro e comunque all'interno di una socialità che non può fare a meno di loro. La palestra della nostra famiglia di Pasian di Prato si arricchisce di una nuova attrezzativa riabilitativa acquistata grazie a un'importante donazione di Tonutti Tecniche Grafiche. Il macchinario, che andrà ad ampliare le offerte della palestra di integrazione sensoriale, sarà di supporto per gli esercizi dei terapisti a favore degli utenti del presidio di riabilitazione, sarà inaugurato mercoledì alle 10. La struttura si caratterizza per la presenza di diversi punti di ancoraggio per attrezzature specifiche, come ad esempio altalene basculanti, che danno la possibilità di sfruttare molteplici direzioni dello spazio, creando così occasioni di sperimentazione del movimento tarate sulle necessità sensoriali del bambino. La nostra famiglia è un centro specializzato nella cura e riabilitazione delle persone con disabilità. Tonutti Tecniche Grafiche, azienda friulana specializzata nella stampa di etichette per i mercati di beverage and food, sta portando avanti con la nostra famiglia anche un progetto di attività assistita con i cani. Si chiama Astrid e parla della violenza sulle donne, il primo cortometraggio prodotto dalla regista pordenonese Anna Antonelli. Il cast è composto prevalentemente da attori e operatori della destra tagliamento e il film ha già ricevuto numerose nomination internazionali. Un cortometraggio nel quale l'argomento è molto caro ad Anna Antonelli, la regista e produttrice pordenonese che lo ha realizzato, La violenza sulle donne. 43 anni, già cantante con la passione per la fotografia, Antonelli, che ora vive a Milano, che da poco ha fondato la sua casa di produzione televisiva e cinematografica, ha cominciato a pensare al film quando è scoppiata la pandemia. Ho pensato, cogliamo questo momento per dedicarci allo sviluppo di progetti personali e quindi ho portato avanti l'idea di realizzare questo corto, che ho sempre voluto fare un corto e quindi l'ho fatto adesso, ed è un corto che parla ovviamente contro la violenza sulle donne, quindi volevo anche fare in questa mia esperienza anche qualcosa che potesse portare un messaggio. E quindi ho creato questa squadra in cui ci sono molte persone, tra l'altro di Pordenone, come due attori, gli attori protagonisti e poi anche degli operatori, e abbiamo lavorato insieme. Il corto si è già contraddistinto in diversi festival internazionali. Abbiamo avuto da poco 5 nomination al Festival del Cinema di Nizza, che ci ha dato molta soddisfazione, quindi speriamo che poi a maggio, quando ci sarà il concorso, di poter portare a casa qualche premio. Sono giovani, creano sempre più società di capitali e hanno un peso importante nei servizi alle famiglie, nei servizi di alloggio e ristorazione, nel primario e nel commercio. Le imprese femminili attive al 31 dicembre in Friuli Venezia Giulia sono 20.508, di cui 10.023 nel territorio di Udine, il 48,9%, 5.223 in quello di Pordenone, 25,5%, 3.214 a Trieste, 15,7%, 2048 a Gorizia il 10%. Come ogni anno, l'8 marzo è occasione per il Centro Studi della Camera di Commercio Pordenone Udine di analizzare il mondo dell'economia declinata al femminile e l'andamento registrato in regione. La nostra CCA, spiega il presidente Giovanni D'Apozzo, è da sempre molto attiva nel sostegno all'impresa femminile, sia attraverso iniziative di sensibilizzazione, sia con specifici corsi di formazione e aggiornamento. Anche con l'accorpamento abbiamo voluto ricostituire il Comitato Imprenditoria Femminile, che oggi è ampio su entrambi i territori di Pordenone e Udine e con rappresentanti di imprese di tutti i settori economici, un punto di riferimento che ricordiamo a tutte le imprenditrici e che aiuta la Camera a mettere in atto iniziative ad hoc per aiutare le donne a mettersi in proprio e a credere nell'attività di impresa. Debutta oggi una nuova trasmissione di Telefriuli dedicata agli over 65, Muoversi Conoscendo, che propone facili esercizi da eseguire a casa e i consigli degli esperti sul benessere a 360 gradi. Appuntamento il lunedì e il mercoledì alle 13:10 a partire da oggi.
Il benessere psicofisico degli over 65 è al centro della nuova trasmissione di Telefriuli Muoversi Conoscendo, in onda il lunedì e il mercoledì alle 13:10 a partire dal 7 marzo. Organizzato dalla Polisportiva Lab con il finanziamento del Comune di Udine, l'appuntamento si sviluppa in una serie di lezioni pratiche con esercizi semplici da svolgere a casa, alternate ai consigli e agli approfondimenti degli esperti. È chiaro che l'età over 65 peraltro rappresentata per il 24% nella nostra città, quindi vuol dire che circa 24-25 mila persone hanno più di 65 anni nella nostra città, e questo è il primo dato di partenza. Il secondo è che la prevenzione fondamentalmente è tutto, nel senso che la prevenzione è il nuovo strumento, il più utile peraltro a disposizione per poter promuovere la salute. Cosa vuol dire oggi salute? Salute, ce lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, non vuol dire soltanto mancanza di malattia, che è una definizione un po' diminutiva. Salute vuol dire perseguimento del benessere fisico, psichico e morale. Andiamo subito da Sara Ferrarese per capire concretamente che cosa verrà proposto ai nostri telespettatori. Durante le clip potrete assistere e partecipare a esercitazioni molto semplici da fare tranquillamente a casa, seguendo gli accorgimenti e le indicazioni da me indicate. La storia letta e raccontata attraverso il corpo degli eroi dell'antichità, è andato in scena al Teatro Nuovo Giovani da Udine. Dopo l'interruzione forzata dovuta alla pandemia, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine ha preso piede un nuovo ciclo di lezioni con 4 conferenze dedicate alla storia del corpo, ideate dagli editori La Terza e organizzate in collaborazione con la Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine con la Media Partnership del Messaggero Veneto. Che cosa rende un corpo eroico oppure divino o ancora degno di essere umiliato o mostrato? Tutti i temi degli incontri in programma la domenica mattina, affidati al rigore scientifico di alcuni tra i migliori storici italiani, protagonisti come di consueto sul palcoscenico del teatro udinese, nel presentare al meglio sia sotto il profilo scientifico che sotto quello della capacità espressiva e della divulgazione argomenti di grande fascino e suggestione. Dopo gli onori di casa ad opera del presidente della Fondazione Teatro Nuovo Giovanni Nistri, è toccato a Laura Pepe aprire la storia sul corpo, docente di diritto greco antico all'Università degli Studi di Milano, con tema il corpo dell'eroe. Sia la tradizione classica che la componente giudaico-cristiana del nostro patrimonio culturale hanno elevato la mente e screditato il corpo. Siamo in chiusura, ma subito dopo la pubblicità appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione e buona giornata.